Prefetto, un incontro importante oggi per discutere di un tema caldissimo che è l'emergenza idrica, con tanti lavoratori che aspettano, insomma la distribuzione idrica sta avendo anche grossi problemi, specialmente ad Agrigento. Questo vertice quali risultati potrà avere? È un incontro che è stato chiesto dall'assessore Zambuto, che tra poco arriverà e che illustrerà un po' quelli che saranno i passaggi che accompagneranno questi finanziamenti previsti dalla Regione, che sono già stati decisi in una giunta regionale appositamente convocata proprio a seguito dell'incontro che c'è stato a Palermo la settimana scorsa. L'AICA è nata e sta muovendo i primi passi. Certamente andrà gestito questo momento, questa fase di transizione, che è una fase assolutamente delicata, ma credo che tutti abbiano ben presente che comunque il servizio dovrà essere assicurato, che ci sono dei lavoratori che devono essere salvaguardati, ma guardate, non è solo il problema di salvaguardare il lavoratore significa assicurare il servizio, perché il servizio non è che va avanti da solo, quindi diciamo che i lavoratori dalla loro parte hanno questa grande arma per certi versi. So che ci sono in corso delle trattative, degli incontri, dei momenti di confronto con le organizzazioni sindacali e anche con le stesse aziende che effettuano gli interventi. Io sono fiduciosa che si è messo in moto già da alcune settimane, non da oggi, un processo virtuoso che speriamo possa condurre non solo a nessuna interruzione del servizio, possibilmente anche a migliorarlo un po'. Ci sono anche il problema delle imprese che aspettano i finanziamenti perché con la gestione fallimentare sono bloccati. Allora, la gestione fallimentare farà il suo corso, perché quello è legato a procedure standard, puntuali, precise, previste dalla legge fallimentare. Su quello non credo che ci siano grandi possibilità di incidere, perché ci sarà un'insinuazione del passivo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece i lavori del futuro, è chiaro che anche con le ditte bisognerà avere un'interlocuzione, ma per quello che mi riguarda, perché li abbiamo ricevuti anche in prefettura, io tra l'altro ho ricevuto le ditte, ho ricevuto i sindacati, ho ricevuto anche le associazioni del cosiddetto del terzo settore, consumatori, eccetera, eccetera, diciamo che tutti hanno ben compreso che questa è una sfida che se si vince si vincerà solo perché si starà tutti insieme e si remerà tutti nella stessa direzione. Assessore, ecco, un incontro oggi con i sindaci, con il prefetto, l'AICA parte, da parte della Regione un'anticipazione di 10 milioni, ma effettivamente quali novità ci può dare? Sarà un percorso legale percorribile? L'impegno della Regione, del Governo della Regione, del Governo Musumeci, con il disegno di legge che prevede 10 milioni di euro a favore della nuova società che gestirà il servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento. Sta ricevendo anche l'impegno da parte dell'Assemblea regionale siciliana, del suo Presidente, il Presidente Miccichè, che ha immediatamente ricevuto il testo del Governo per portarlo in Commissione e quindi portarlo subito in Aula. Quindi c'è tutto l'impegno della Regione per venire incontro a questa situazione di emergenza. L'incontro di oggi ha il significato di fare un cronoprogramma nel quale individuare quali sono le responsabilità, in modo tale da poter il 3 di agosto consentire questo passaggio e fare in modo che quindi tutti i passaggi avvengano garantendo il servizio idrico nella provincia di Agrigento, sapendo che siamo quindi in una fase di trapasso di gestione dove è necessario che ognuno si assuma le responsabilità e soprattutto è necessario che si individuino i responsabili dei vari passaggi. Zona importante questo, perché finalmente vediamo all'orizzonte la vita di questo nuovo soggetto pubblico, AICA. Le difficoltà sono tante, le conosciamo, da parte nostra c'è tutta la buona volontà per andare avanti e risolvere questi problemi in modo da continuare la gestione del servizio idrico integrato nell'Agrigentino. Sono le problematiche dei lavoratori, le problematiche delle imprese, quindi i problemi sono tanti, li mettiamo in fila uno per uno e cercheremo di risolverli.
Presidente, un incontro oggi qui in Prefettura per discutere sull'inizio dell'attività dell'AICA, cosa ci può anticipare? No, un incontro utilissimo su iniziativa di Sua Eccellenza il Prefetto. Oggi è importante che ci siano tutti i sindaci affinché insieme si possano definire i primissimi passi. Sapete che in questo momento stiamo lavorando per fare in modo che il servizio possa proseguire senza problemi, quindi senza soluzione di continuità, per cui stasera sarà un importantissimo appuntamento per cominciare a delineare la futura gestione. Sui lavoratori c'è un'avvertenza aperta, tutti vogliono entrare, ma so che ci saranno delle restrizioni? No, in questo momento non abbiamo parlato né di restrizioni né di altro, in questo momento dobbiamo valutare tutti insieme il da farsi nel rispetto naturalmente dei principi dell'ordinamento giuridico, e quindi dobbiamo capire quello che sarà possibile fare. È chiaro che l'azienda, ho sempre detto, ha due obiettivi. L'obiettivo fondamentale è quello dell'equilibrio economico, quindi è chiaro che tutte le decisioni saranno prese in funzione del rispetto del principio di equilibrio economico. Poi è chiaro che anche la salvaguardia, la tutela dei lavoratori per noi rappresenta un momento sicuramente importante. L'incontro che avete avuto a Palermo darà esiti positivi, si parla di questi 10 milioni che la Regione vi dovrà anticipare? Sì, il Presidente della Regione, che ringraziamo tutti insieme, si è subito messo a disposizione, ha trovato una soluzione che appunto consentirà di avere un'anticipazione di 10 milioni di euro, quindi si tratta di un prestito che dà credito al progetto di noi sindaci agrigentini. Poi chiaramente adesso dobbiamo vedere le modalità concrete di trasferimento e i tempi.